Se dovessi dire quanto il Friuli è entrato nell'anima di Nievo, dovrei sicuramente fare riferimento ad una dimensione terrigna ed ancestrale, cioè proprio questa dimensione di un ritorno in una terra degli antenati che è prevalentemente caratterizzata da una natura colta nel suo stato primigenio e verace, quindi quasi indomito e ribelle. Per quanto riguarda Cordovado, vorrei segnalare in maniera particolare l'antica dimora dei Provedoni che Nievo cita più volte. È proprio una magione che si trova nel cuore della città e che Nievo racconta proprio quasi come fosse un ricettacolo di antiche memorie. Lui si riferisce a questa casa proprio in tali termini. A maggior ragione poi perché era un luogo di ritrovo per un personaggio straordinario creato dalla penna di Nievo a metà strada tra la storia e la leggenda. È proprio il fornaio di Cordovado, soprannominato Spaccafumo perché era uno che dava il fumo appunto alle parecchie autorità che lo volevano pizzicare, essendo lui sempre in una posizione di transito tra il lecito e l'illecito, e viene descritto come un personaggio che se ne sta proprio a metà strada tra la chiesa e l'osteria, posizionandosi anche in maniera molto spavalda di fronte a tali frontiere particolari. Volendo allontanarsi un po' dalla città e quindi dal borgo, si respirerebbero autentiche atmosfere nieviane nelle praterie che lui descrive, quindi in queste distese di campi e di terre a perdita d'occhio, arrivando volendo fino ad un luogo simbolico molto importante che è la Fontana di Venchiaredo, quella che lui racconta essere una sorta di specchio di fate, morgane, luogo di incontro della gioventù e anche di corrispondenze d'amorosi sensi, caratterizzata da questa muscosità dei muri e la bellezza generale del paesaggio. Visto che ci siamo, io suggerirei anche di andare a cercare una di quelle antiche osterie che si trovano in questa terra che è terra di confine tra il Friuli e il Veneto, dove anche i sapori si fanno sapori di frontiera.